Consiglio dei Ministri per il nuovo governo guidato da Mario Draghi con 4 veneti nell'esecutivo. Le imprese dicono segnale forte, molte aspettative. Il commento del governatore Zaia in collegamento in diretta. Impianti e piste da sci riaperti dal 17 febbraio. Il presidente del Veneto firma l'ordinanza al 30%, il limite massimo di posti disponibili. Tragedia durante un'escursione sul Monte Grappa, 55enne di Crocetta del Montello scivola su una lastra di ghiaccio per recuperare il telefonino caduto e precipita in un dirupo. È grave, un 51enne di strada finito fuori strada nel pomeriggio a Quinto alla guida di una Corvette. L'auto è finita in un fossato e si è schiantata contro una spalletta in cemento. Centro storico di Treviso affollato per il secondo sabato consecutivo, ma l'ordinanza regionale che impone di consumare al tavolo dalle 15 scongiura gli assembramenti fuori dai bar. Lapide per i reduci di Salò e presidio per i partigiani uccisi dalla 10ª MAS. Sale la tensione a Miane per il doppio appuntamento di domani. Progetto del polo logistico a Casale sul Sile. Il comitato contrario è pronto a ricorrere al TAR per bloccare l'iter. Interessante scoperta, la gipsoteca di Possagno. Durante i restauri di un autoritratto di Antonio Canova spunta un'altra opera. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, come abbiamo annunciato nelle precedenti edizioni dei nostri telegiornali, è un piacere avere con noi in diretta il presidente del Veneto, Luca Zaia. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo visto anche nei titoli 2 notizie di apertura. Da una parte il nuovo governo Draghi con 4 ministri e poi anche la riapertura, l'ordinanza per la riapertura delle piste da sci. Se è d'accordo, visto che dietro di lei c'è lo scenario splendido, la montagna veneta, partirei proprio da qui perché è proprio la notizia, dall'ultima notizia diciamo in ordine cronologico. Quindi era molto attesa questa notizia, e cioè l'ordinanza che riapre le piste da sci e gli impianti dal 17 febbraio. E così ci può spiegare come, in qualche modo, qual è il succo di questa ordinanza? Ma guardi, molto velocemente ho deciso di dar vita a questa ordinanza anche per stabilire una data di apertura, nella speranza che gli operatori, nonostante la ristrettezza dei tempi, che è dettata dal fatto che ancora non si capiva se a livello nazionale volevano bloccare l'apertura. Abbiamo visto dichiarazioni fra l'altro di esponenti del CTS che dicevano prima di aprire le piste da sci e poi nelle ultime ore che sarebbe stato sbagliato aprirle, cioè questa è la confusione nazionale. Ho deciso oggi comunque di firmare l'ordinanza che avevo pronta, si aprirà il 17 dopo Carnevale, quindi diciamolo fino in fondo, si è evitato di aprire il 15 o il 16 che sono giornate clou per il Carnevale. A me spiace, ma assembramenti possibili bisogna evitarli. So che gli impiantisti e tutti stanno facendo un gran lavoro, c'è da rispettare le regole, ma non lo dico agli impiantisti che lo fanno perché sono i primi a avere interesse che tutto fili liscio, ma soprattutto a tutti coloro che devono lasciare, cioè capire che le regole andranno rispettate, che sono quelle delle capienze del 30%, le ovovie, le cabinovie, e il tema dei rifugi, comportarsi nei rifugi come ci si comporta nei ristoranti, diciamo, normali, dove ci sono delle regole da rispettare, l'igienizzazione delle mani, l'uso della mascherina se si va in bagno e altro ancora. Ecco, tutto questo per dire cosa? Che se rispettiamo le regole, le piste da sci non le chiudiamo più. Se invece accadrà che non si rispettano le regole e riparte l'infezione, vi ricordo che in questo momento il Veneto è forse la realtà più sana d'Europa, perché ci siamo presi una bella massacrata a novembre e dicembre, ed è dal 1° di gennaio che noi caliamo nei contagi. Vi do il bollettino di questa sera che dice 150 persone in terapia intensiva, dalle 400 e più, 430, 440 che avevamo, e in totale i pazienti sono poco meno di 1600 contro i 3400. Ecco, dobbiamo metterci d'impegno nelle piste da sci, negli impianti di risalita, nei rifugi e ovviamente anche nei centri cittadini. Ho visto le notizie rispetto ai centri cittadini. Se rispettiamo le regole riusciamo a venirne fuori velocemente. Arriverà anche sto benedetto vaccino e chissà che finisca sta tragedia, questo incubo. Hai parlato prima un po' della confusione, un po' a livello nazionale. Allora andiamo a Roma. Lei ha visto anche lei, ha visto il giuramento, un po' peraltro particolare, il primo giuramento di un governo dell'era del Covid. 4 ministri veneti in questo governo Draghi. Allora, cosa si aspetta da questo esecutivo?
Guardi, alcuni li conosco bene. Erika Stefani, che è stata ministro dell'autonomia nel primo governo Conte, è un'amica e farà bene sicuramente per il mondo della disabilità e del sociale. Il ministro ovviamente Brunetta, che è stato fra l'altro il mio collega ministro nell'ultimo governo Berlusconi, e anche lui sarà operativo come al solito. E poi il ministro Daniele Franco, che magari hai più e meno conosciuto, però è un uomo di altissimo valore istituzionale, è stato ragioniere generale del Ministero delle Finanze, oggi è direttore generale della Banca d'Italia, è un bellunese nato a Trechiano, io lo conosco benissimo e ha il cuore che batte Veneto, insomma, cioè, si ritiene un veneto, è giusto considerarlo a pieno titolo tra i 4 ministri veneti. Poi il ministro D'Incà, che conosciamo, che però ovviamente ha il Ministero dei rapporti col Parlamento, quindi è un ministero che è di collegamento tra il governo e il Parlamento. E poi non dimentichiamolo che oltre ai 4 ministri abbiamo anche il Presidente del Consiglio, che è figlio di un padovano, del dottor Carlo Draghi, ha una moglie padovana, ha insegnato sia a Ca' Foscari a Venezia che al Bo di Padova, ha una laurea ad onore al Bo di Padova e si ritiene ovviamente veneto, cioè vicino alla nostra comunità. Chissà che questo ci porti bene questo giro, no? Senta, la prima cosa che chiederà a questo governo? Guardi, noi abbiamo intanto la necessità di uscire da questo incubo, ripartire l'economia, l'occupazione, rilanciare le imprese, e questo è possibile se si utilizzeranno bene i 222 miliardi del Recovery Fund. Ovviamente io spero che prendano il progetto fatto fino ad ora, lo cestinino e ne scrivano uno che sia sostenibile e che sia dalla parte delle imprese e dell'occupazione. Dall'altro ovviamente c'è la partita del Covid, già in queste ore si dovranno occupare del Covid, perché l'infezione c'è ancora, ricordiamolo ai cittadini. Noi siamo un'isola felice in questo momento sia a livello nazionale che a livello europeo, però non possiamo abbassare la guardia. Ed infine ricordo che con 4 ministri veneti, un Presidente del Consiglio che ha origini venete, l'autonomia deve assolutamente essere in cima all'agenda di governo. Allora... Sì, vada pure. No, ricordo che non è una fissazione mia, è una fissazione di tutti i veneti che sono andati a votare al referendum. Noi abbiamo fatto tutto il percorso, abbiamo fatto l'ufficio studi, la delegazione trattante, scritto il contratto da firmare con il governo. Ci rendiamo conto che il Covid ha appiattito tutte le altre attività, ma adesso pian piano verremo fuori dal Covid e l'autonomia comunque, noi abbiamo i motori al minimo, non li abbiamo mai spenti e quindi siamo in grado di partire velocemente. Allora, a far partire quel percorso a Roma, dopo che era partito ovviamente qui in Veneto, nel primo governo Conte c'era Erika Stefani, poi è cambiato tutto, Francesco Boccia ha proseguito questo discorso, poi ovviamente il congelamento del Covid, varie situazioni. Avrebbe preferito che al Ministero per gli Affari Regionali tornasse Erika Stefani, che già aveva portato avanti in modo importante questo discorso? Ora si trova un'altra interlocutrice, Maria Stella Gelmini, un altro partito. Avrebbe preferito Erika Stefani in quel dicastero fondamentale? Ma guardi, le scelte le fa il Presidente del Consiglio. Peraltro stiamo parlando di un governo che non è un governo uscito dalle urne, non è un governo scelto dai cittadini, ma un governo di unità, di unità pubblica, dettato dal fatto che questo è un momento contingente. Sarà un governo a tempo. Probabilmente qualcuno dice, si legge, si scrive che il professor Draghi punterà al Quirinale, quindi se fosse così vorrebbe dire che questo governo finirà il suo mandato a febbraio 2022. Detto questo, ovvio che il ministro Stefani ha seguito magistralmente della partita dell'autonomia, però è pur vero, guardi, io l'ho sentita anche oggi, il ministro Gelmini, che è stata mia collega ministro nell'ultimo governo Berlusconi, e quindi la conosco benissimo e ho già avuto i primi contatti con lei, e assolutamente il rapporto è ottimo con Maria Stella Gelmini, quindi non ho nessun problema. Dal punto di vista politico, la scelta della Lega, che ha spiazzato, insomma, l'hanno detto diversi analisti politici, la stessa maggioranza, che ripercussioni secondo lei dal punto di vista politico può avere con un alleato naturale come Fratelli d'Italia, che invece ha scelto di restare all'opposizione? Ma guarda, lei ha fatto una scelta di responsabilità non facile, no? Noi volevamo le elezioni e ci siamo resi conto a un certo punto che la soluzione transitoria poteva essere una soluzione anche di garanzia.
Consideri che il professor Draghi, Presidente del Consiglio, ha uno standing internazionale, cioè una credibilità internazionale, è stato 8 anni Presidente della Banca Centrale Europea, è stato governatore della Banca d'Italia, è stato docente in molte università, lauree ad honorem, e insomma in più università, insomma è conosciuto a livello internazionale. Quindi in questa fase di rilancio può assolutamente starci che si porti, diciamo, il cavallo col pedigree migliore, dopodiché tornerà ai cittadini la scelta. Io penso che questa è una scelta di responsabilità che noi abbiamo fatto. Siamo una forza di governo, governiamo tutte le regioni più importanti italiane e proprio per questo quando si governa bisogna avere anche quelle responsabilità. Se dovesse intravedere il punto più forte di questo governo e quale potrebbe essere il punto più debole? Il punto più forte è che a differenza del governo Monti, Draghi non viene a ristrutturare, a tagliare, ma viene a portare 222 miliardi che valgono più o meno 5 bilanci, quindi 5 annualità del bilancio dello Stato, tutte in un unico bilancio. Sono fondi freschi che dobbiamo dedicare alle imprese, quindi immagino che in questo anno di mandato Draghi farà in modo che queste risorse arrivino ai territori. Il punto di debolezza che ci vedo io è che comunque non è la BCE, non è la Banca Centrale Europea, ma stiamo parlando di un'esperienza nuova anche per il Presidente Draghi e quindi è un contesto diverso che il contesto della pubblica amministrazione che ha i suoi pro e i suoi contro. Io spero che comunque questo incubo finisca e si possa pensare ancora a occupazione, dare una risposta ai 65.000 veneti che non trovano lavoro e che hanno perso il lavoro in questo momento, ripartire le imprese, portare risorse fresche e non disperdere in 1000 rivoli o pensare a comprare ancora monopattini o robe del genere. L'ho detto anche qualche settimana fa, la crisi di governo ha fatto perdere tempo molto prezioso. Ma guardi, si è trascinato un'agonia, ma non per giorni, per settimane, per mesi, perché comunque ogni decisione andava avanti a rallenti, no? Ci ricordiamo le immagini delle partite di calcio a rallenti. Ecco, noi avevamo scelte, quelle importanti magari si rimandavano proprio diciamo di punto in bianco, però alcune scelte sono state trascinate con discussioni, riunioni, eccetera. Questo Paese non ha più tempo di decidere. Guardi, penso che la vicenda dei vaccini che sto portando a livello nazionale sia a dir poco emblematica per come la stanno affrontando. E secondo lei questo governo la affronterà in modo diverso? Ma guardi, io lo spero per noi, lo spero per loro. Guardi, noi ci siamo preoccupati di dar corso a delle offerte che abbiamo avuto. Non vogliamo fare acquisti al mercato nero, vogliamo far tutto nella legalità. Allora a questo punto, se c'è qualcuno che ci ha mandato, e vi confermo che ci hanno mandato, il contratto da firmare con una quantità di dosi che evito di dire perché qualcuno potrebbe cadere dalla sedia e dire impossibile, e su un mercato, diciamo che quello europeo, non in giro per il mondo, in qualche paese sperduto, in qualche isola felice, ma in robe molto semplici, raggiungibili con un camion o con un'auto. Ecco, io dico, se c'è questa offerta, dico, perché continuare a dire che il Veneto sta facendo un'operazione immorale? Ma è immorale non vaccinare i cittadini, non a comprare i vaccini. Comunque i vaccini vanno comprati, che li compri il Veneto, che li compri Roma, quei soldi delle nostre tasse paghiamo sempre i vaccini. Allora, stabilito che non li dobbiamo strapagare, stabilito che li dobbiamo pagare allo stesso prezzo che ce li dà l'Europa e stabilito che questi potrebbero arrivare il giorno dopo e non fra mesi, io non capisco quale sia il problema. Se qualcuno me lo spiega, però ripeto, se ci dicono di no lo debbono scrivere, nei libri di storia resterà scritto che il Veneto aveva trovato una pista per avere i vaccini e qualcun altro a Roma ha detto di no. Chiarissimo. L'ultima domanda, lo ha già detto un po' prima, ma ripetita Juvent, soprattutto proprio in questo periodo e in questo weekend. Situazione di oggi, insomma, folla ce n'è, ma sotto controllo, anche grazie all'ordinanza regionale, peraltro, con il divieto di consumare dopo le 15 solo seduti, insomma, però c'è anche una giornata di domani, è vero che fa freddino, diciamo così, però il suo appello per evitare gli assembramenti. Ma guardate, intanto io ringrazio tutti i cittadini perché io non mi diverto a fare le ordinanze
E figuratevi se mi diverto a bloccare gli spritz, a dire che dalle 15 bisogna stare seduti, che tutte ste menate qua. Cioè, ogni ordinanza è una violenza che faccio a me stesso. Io sono uno che è per la libertà, no? E per dare sempre fiducia ai cittadini, però anche delle responsabilità. Voglio ricordare che sembra esiguo, no, per dire ma ci sono 3.400 ricoverati in ospedale, cosa vuoi che siano su 5 milioni? E il problema è che 3.400 ricoverati Covid mandano al collasso la sanità. Significa magari che a te non verrà nulla perché magari sei giovane, non hai problemi, magari a un tuo familiare gli verrà che so un ictus, un infarto, avrà bisogno di cure urgenti e non troverà neanche più un letto in ospedale. Questo è il vero problema. Quindi l'infezione c'è, abbiamo contenuto l'infezione con le misure che abbiamo adottato e qui abbiamo avuto ragione noi, non quelli che sputanavano il Veneto dicendo che stavamo sbagliando tutto. Oggi la situazione è riportata ai livelli che doveva essere portata, noi abbiamo avuto un'onda di contagio paurosa. Adesso c'è solo da mettersi un po' di impegno, usare la mascherina. Ringrazio Antena 3 perché voi lo scrivete sempre, no, sì mascherine, no sembramenti. E sapere che c'è una regola, lo diceva anche il professor Remuzzi che è un'autorità, ormai la letteratura scientifica lo dice, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale sopra il metro e il lavaggio e quindi l'igiene delle mani valgono più di un lockdown. Quindi noi non vogliamo il lockdown. Avete visto che io ho lavorato affinché non ci sia stato un lockdown in Veneto e questo lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione di tutti, e però è fondamentale che adesso si rispettino le regole. Si può andare in centro a passeggiare, si può andare a bere lo spritz in un bar, ma ricordatevi, mascherina, quindi se sono seduto al bar la tolgo per bere e poi per la conversazione me la rimetto la mascherina. Perché io vedrò il bilancio a fine febbraio di queste aperture. A fine febbraio saranno passate 3-4 settimane dall'inizio delle aperture e se vedo riniziare a caricare pazienti in ospedale vuol dire che qualcosa non funziona. Vedremo allora, vedremo e tireremo queste somme insieme. Noi invece ci vedremo poi in diretta lunedì con il consueto punto stampa. Grazie allora, grazie al Presidente del Veneto Luca Zaia e buona domenica. Grazie. Allora, abbiamo parlato del governo Draghi, allora vediamolo, il governo Draghi che giura con i 4 ministri del Veneto. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Non è ancora mezzogiorno quando Mario Draghi giura come Presidente del Consiglio dei Ministri di fronte al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo di lui sfila la squadra di 23 ministri che si è scelto con ben 4 veneti. Posti distanziati, niente strette di mano, solo auguri di buon lavoro e ringraziamenti a bassa voce, da dietro la mascherina, scambi di sguardi, piccoli gesti. Giura per primo il riconfermato Federico D'Incà, Movimento 5 Stelle, Ministro ai rapporti con il Parlamento. Bellunese di Trichiana come un altro membro del nuovo esecutivo, Daniele Franco, già ragioniere generale dello Stato. Per lui il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Giura la vicentina Erika Stefani, già Ministro degli Affari regionali nel primo governo Conte, ora la disabilità. Giura il veneziano Renato Brunetta, Forza Italia, che torna alla pubblica amministrazione. Completa la rappresentanza del Nord-Est Stefano Patuanelli, triestino, che lascia il Mise per il Ministero dell'Agricoltura. Le aspettative verso il nuovo governo sono alte, nasce un esecutivo di spessore, ci conforta la presenza di ministri tecnici fuori classe, afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, e ci conforta l'ampia rappresentanza dei veneti che siamo certi sapranno farsi portatori e promotori delle istanze della nostra regione. Siamo sicuri che il governo Draghi dimostrerà ascolto e sensibilità nei confronti delle imprese, gli fa eco il presidente di Union Camere Veneto Mario Pozza, che a sua volta si sofferma sulla significativa presenza per nulla scontata, visto gli esecutivi del passato, di rappresentanti di casa nostra. Uniti per mettere in sicurezza il Paese, dice Draghi al primo Consiglio dei Ministri che si è tenuto già nel pomeriggio. Poco prima il passaggio della campanella con Giuseppe Conte uscito da Palazzo Chigi tra gli applausi dalle finestre dei dipendenti con cui ha condiviso 1 anno e mezzo di lavoro in uno dei periodi più difficili per l'intero Paese. Il parere dei trevigiani raccolto oggi da Lucio Zanato in centro. La fiducia verso Draghi è sempre buona perché come persona io penso che sia una persona molto valida. Si è sempre dimostrata all'altezza della situazione, spero che riesca a imbrigliare questi politici, perché i politici purtroppo hanno fatto pietà.
Mentre Mario Draghi e i 23 ministri giurano la fiducia davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, al mercato di Treviso si discute della squadra che avrà il non facile compito di governare l'Italia in questo momento di grave crisi sanitaria, economica e sociale. Ed il fatto che in questa squadra ci siano 4 veneti per qualcuno farà la differenza. Altri confidano soprattutto nelle competenze, denominatore comune la fiducia nel nuovo Premier. Per me sì, e ho anche molta fiducia. Speriamo bene. Il lavoro soprattutto sì, soprattutto il lavoro. Ma i veneti faranno la differenza? Io dico di sì. Ci sono equilibri che devono essere rispettati, per cui anche se sei veneto, che sei di un'altra regione, credo cambi poco. Non sono veneti, lombardi, l'importante è la competenza delle persone. Quando lo vedremo all'opera. Draghi è una sicurezza, è l'ultima spiaggia probabilmente. Io sono felicissima. Di questo governo? Sinceramente sì. Ho visto stamattina la lista di ministri, avrei pensato qualcosina di più, però tutto sommato sono contenta e fiduciosa. Stamattina sono felice, c'è il sole, ho sentito la musica, ci sono i giovani. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Pochissimi istanti di pubblicità, poi la cronaca. Siamo di nuovo in diretta, ripartiamo dalla cronaca, dalla tragedia avvenuta sul Grappa, un 55enne di Crocetta del Montello morto durante una escursione. Paolo Spagnola era delegato della FEMCA CISL al Geox, lascia 2 figli. Stava percorrendo un sentiero lungo l'itinerario della Grande Guerra ad Alano di Piave. Per recuperare lo smartphone che gli è caduto è scivolato su una lastra di ghiaccio precipitando nel vuoto. Shock e incredulità a Crocetta del Montello per la morte di Paolo Spagnol, 55 anni, avvenuta questa mattina sul Monte Grappa. Sono cose che per una maniera improvvisa in cui accadono veramente lasciano attoniti. Certe volte le persone possono veramente rischiare senza rendersene conto. Noi siamo vicini alla famiglia, alla moglie, ai figli, ai parenti, perché questa è la comunità. Quello che potremmo fare per essere di aiuto è scontato che verrà fatto. Sul luogo del tragico incidente è intervenuto il soccorso alpino. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha individuato il compagno di escursione che ha dato per primo l'allarme e quindi la vittima parecchi metri più giù. Per Spagnol non c'era nulla da fare, il corpo è stato recuperato e trasportato al cimitero di Quero Vas. Abitava sulla panoramica in località Santa Mama a Ciano, lavorava alla Geox, era sposato con Rossella Cervi, la coppia ha 2 figli. In primavera il sindaco l'aveva incontrato perché la casa degli Spagnol era stata allagata dall'acqua scesa dal Montello. In quell'occasione ci siamo trovati e anche in quel caso aveva reagito con disponibilità, con pazienza, con senso civico, proprio con senso dell'appartenere a una comunità. Certe volte, in certi casi, si tende a guardare solo il proprio orticello, invece lui si era messo a disposizione. Veramente è una mancanza per tutti noi. È uscito di strada con la sua auto sportiva, una Corvette, finendo nel fossato e concludendo la sua corsa contro la spalletta di cemento di un ponticello di accesso a una abitazione. Drammatico incidente nel pomeriggio, poco dopo le 15, in via Mestrina, Quinto di Treviso. A bordo della vettura erano in 2, ad avere la peggio il conducente, un 51enne di Strana, estratto dall'auto in condizioni molto gravi. L'automobilista è stato trasportato al Cafoncello, al vaglio della Polizia Stradale di Castelfranco, le cause dell'uscita di strada. Torniamo in centro a Treviso, torniamo a parlare del Covid, vediamo come è andata la giornata sul fronte degli assembramenti, insomma della folla in centro città. Ore 16:22, calma maggiore. La gente si riversa in centro storico, complice la bella giornata, e di centri commerciali e outlet con le serrande abbassate. Anche questo sabato non è stato fatto nessun blocco della Polizia Municipale. Unici freni all'assembramento in città è stato il freddo e l'ordinanza regionale che vieta dalle 15 la consumazione di bevande e alimenti in piedi. Tante le persone in fila fuori dei negozi per le svendite o per trovare un posto in uno dei numerosi plateatici. State aspettando un posto per sedervi, per consumare qualcosa? Sì, stanno finendo di bere, stiamo aspettando che si liberi un tavolo e adesso vorremmo entrare, ovviamente rispettando tutte le regole.
Nonostante i controlli delle forze dell'ordine e della protezione civile, non sono in pochi ad essere preoccupati della situazione. Non è una bella situazione. Ci sono i ragazzi, credo che non si rendano conto della gravità del problema. Per cui li vedo sciolti, tranquilli, con la mascherina, quello sì. Però non sono molto attenti. Siamo pieni di gente qua. Non so come vada a finire. Io dico che chiuderanno. Dicono che non ci devono essere gli assembramenti. Prova a fare un giro un momentino qua della città, cosa ci sono. Anche qualche ragazzo la pensa nello stesso modo, almeno davanti alla telecamera. Ma vi sembra che ci siano degli assembramenti oggi? Decisamente. Che cosa ne pensate a riguardo? Che si potrebbe richiudere tutto di nuovo. Alcuni genitori nel frattempo festeggiano con i loro bambini il carnevale in Piazza dei Signori. Un po' di vita non è male, anzi meglio che la solita confusione. E poi è anche bello lanciarsi i coriandoli e ritrovare gli amici. Intanto cresce ancora il numero delle classi con alunni positivi nella Marca. Da oggi riferisce il report dell'ULS 2. Sono complessivamente 83 le classi oggetto di provvedimenti legati al Covid. 56 sono in quarantena per la presenza di più di un alunno positivo, 26 invece in monitoraggio. Gli alunni, cioè dopo il tampone, possono continuare a frequentare le lezioni perché è stato individuato un solo positivo. Lunedì erano 69, ma non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento che prevede la quarantena solo in presenza di almeno 2 positivi. Delle 83 classi di oggi, 29 sono delle scuole superiori. Adesso torniamo a Miane. Abbiamo raccontato ieri nel nostro servizio di Lucio Zanato della domenica di tensione che si potrebbe vivere domani a Miane. Il comune sarà presente con i suoi rappresentanti sia alla cerimonia in cimitero che a quella del Cippo di Campea, oppure non ci sarà ad entrambe. È la decisione del sindaco Denny Buso sulla targa dedicata ai soldati della Repubblica di Salò uccisi e infoibati nel 1945, che sarà posata nel cimitero comunale domani mattina alle 10:30, mentre in contemporanea, come abbiamo raccontato ieri, l'ANPI commemorerà al Cippo di Campea l'impiccagione sempre nel 1945 di alcuni partigiani da parte degli uomini della 10ª MAS. Una giornata dunque di contrapposizione che si preannuncia carica di tensione anche a seguito della risposta da parte dell'Associazione dei caduti e dispersi della Repubblica Sociale alla lettera che era stata mandata dall'ANPI al presidente Zaia. Scritto nella lettera, nella nota di oggi, parole offensive e patetiche, viene scritto appunto nella nota dell'Associazione dei caduti e dispersi della Repubblica Sociale, a fronte di una revocazione storica con le quali si autoesclude da ogni consesso civile chi non ferma il proprio livore nemmeno di fronte alla morte. Insomma, domani questo doppio appuntamento, il Comune dice o rappresentanti ad entrambe le manifestazioni o a nessuna delle due, ed è appunto in queste ore che si deciderà cosa fare. Si deciderà cosa fare poi in un futuro anche breve del maxi polo logistico di Casale sul Sile. Intanto il comitato contrario a questo maxi polo è pronto a ricorrere al TAR. L'area dove vogliono costruire il maxi polo inizia da qui fino in fondo alla fine dei campi, per una superficie circa di 500 e rotti mila metri quadri. Continua la protesta del coordinamento No Maxi Polo e di varie associazioni e residenti contro il piano urbanistico approvato dalla Giunta Comunale, che prevede la realizzazione di un'area adiacente al parco regionale del Fiume Sile, di un polo logistico con 3 edifici alti fino a 25 metri per un volume pari a 4 milioni di metri cubi. Il comitato, preoccupato per il degrado ambientale e il deterioramento della qualità dell'aria, sta valutando di presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Questo progetto è inficiato dal fatto stesso che hanno trascurato i volumi e hanno attribuito all'area di sedime qualcosa che non poteva essere imputato all'area, bensì al volume utile logistico. Un progetto fin dall'inizio osteggiato su argomenti di varia criticità, in particolare di natura ambientale, viabilistica e di sostenibilità economica. Si aggiungono alle preoccupazioni relative alla realizzazione di un progetto di Amazon a Roncade. I due progetti assieme hanno un impatto e avranno un impatto veramente ampio dal punto di vista soprattutto oltre al consumo di suolo, soprattutto del traffico generato e di conseguenza anche dell'inquinamento atmosferico.
Adesso a Possagno la Gipsoteca è un'importante scoperta effettuata proprio in questi giorni. Una radiografia durante i lavori di restauro e sotto la tela affiora un'altra opera finora sconosciuta. Grande sorpresa al Museo Canova di Possagno, dove mentre si procedeva al restauro dell'autoritratto come scultore firmato da Antonio Canova e datato 24 luglio 1799, è apparso un nuovo dipinto. Mentre si iniziava il restauro, il dipinto complessivamente in buone condizioni, la radiografia ha consentito di vedere che sottostante vi è un altro dipinto che sembra compiuto, senza un soggetto compiuto, peraltro che sono due teste, una figura di un prigione, per così dire, e una figura di vecchio. Due volti che non hanno collegamenti con l'immagine di Canova, forse sono due studi che aprono una serie di interrogativi. Sono di una mano precedente, su una tela poi riusata da Canova per l'autoritratto, o una sua opera rimasta sconosciuta fino ad ora? L'ipotesi che sia un disegno, o comunque un accenno, un abbozzo di un dipinto di Canova, potrebbe essere della figura di destra che ha un impianto fortemente plastico, però le condizioni di lettura non ci consentono di risolvere questo dubbio, se sia anche l'immagine sottostante di mano di Canova sia di altra mano. Certamente però è una scoperta. Interrogativi che si spera avranno risposta grazie ad indagini scientifiche e ricerche d'archivio del Museo Canova. Il nostro museo che si pone come obiettivi la tutela, la conservazione e la valorizzazione, però anche centro di studi per approfondimenti e la divulgazione della conoscenza. Festa oggi in Casa Albergo a Treviso per i 100 anni di Dina Bologna, nata il 13 febbraio 1921 a Vascondi Carbonera. Sorriso cordiale e tempra d'acciaio per questa nonna che, dopo aver vissuto la crudeltà di 2 guerre mondiali ed essere rimasta vedova a soli 21 anni, si è trovata a combattere a 99 anni la battaglia contro il Covid. Si è contagiata lo scorso novembre quando il virus è entrato in Casa Albergo infettando decine di anziani. E nonna Dina ce l'ha fatta, ha vinto anche contro il virus. Ora sta bene, è stata pure vaccinata, così oggi ha potuto godersi in sicurezza la festa per il secolo di vita, come vediamo in queste immagini. A fare gli auguri il figlio Nerino, i 2 nipoti e i 5 bisnipoti, oltre ovviamente a tutta la Casa Albergo. Noi ci uniamo a questi auguri per nonna Dina, davvero forte questa nonna. Un'altra festa di tutt'altro tenore è quella di San Valentino, che va in scena domani, e oggi il nostro Lucio Zanato ha cercato di capire insomma com'è questo San Valentino ai tempi del Covid. Sarà perché domani San Valentino, sarà per il freddo e le mascherine, ma oggi era davvero difficile incrociare qualche coppia che si mostrasse di essere tale. Pare questo insomma l'amore al tempo del Covid, dove però almeno tra i banchi tutti hanno la loro formula per riaccendere la passione. Anche questo è un pensierino abbastanza giusto, no? Con un fiorellino vicino e anche una scatola di baci. Okay. Qual è il frutto proibito di San Valentino? La fraulina. Esiste un pesce afrodisiaco per San Valentino? Certo. Le ostriche? Abbiamo le ostriche. Qual è la spezia afrodisiaca per San Valentino? E cambiare donna ogni 15 giorni. I fiori sono tutti belli, vanno tutti bene, ma qualcosa di rosso deve esserci sempre. Questo vale per la moglie o per la compagna, per l'amante? Oddio, non entro in merito, ho già fatto qualche gaffa, mi fermo qua. Poi ci sono i giovani innamorati. Festeggeremo stando assieme, quello è quello che conta. Che cosa si aspetta per domani? Andremo in spa a festeggiare. Sono aperte. Sono i fiori di San Valentino? Sì, esatto. Per chi sono? Per la mia ragazza, però non è lei. Ai. Che ci sia la voglia di sorridere dell'amore ce lo ricorda anche uno degli alpini ai varchi del mercato. Festeggia bene. Con la penna? Con la penna sempre dritta, perché l'alpino ha sempre la penna dritta. Ma la vera formula è quella collaudata da mezzo secolo. Qual è il segreto? È volersi bene. Dopo 50 anni? Sopportarsi, cosa dice lei? Sarà, ma alla fine San Valentino è sempre San Valentino. Lo sa bene anche chi è venuto qui dall'estero, capendo che l'integrazione passa anche per un mazzo di rose. Ho imparato da voi altri a regalare le rose. Sarà per me il Mario. Grazie, ciao. Adesso le notizie dal Bellunese. Allora
torniamo a parlare del governo, l'abbiamo visto nel servizio di apertura, 2 i ministri bellunesi, Daniele Franco e Federico D'Inca. Al primo il Ministero di Peso, Economia e Finanze, il secondo è stato riconfermato al Dicastero dei rapporti con il Parlamento e allora Trichiana, paese d'origine di entrambi, non è più soltanto il paese del libro, adesso è diventato il paese dei 2 ministri. 2 ministri del paese del libro, Trichiana, poco meno di 5.000 abitanti, da ieri può vantare un primato più unico che raro. Il colpo di scena ieri sera alla lettura della lista dei ministri del governo Draghi. Il primo a essere indicato è stato l'uscente pentastellato Federico D'Inca, la cui riconferma non era per nulla scontata. Lambo secco sulla ruota di Trichiana è scattato quando il presidente Draghi ha fatto il nome di Daniele Franco al Dicastero dell'Economia e delle Finanze. Nato a Trichiana nel 1953, papà geometra del catasto, mamma insegnante, Franco arriva presto nel capoluogo dove frequenta le scuole fino alle superiori. Daniele era una persona impegnata, seria, eppure simpatico anche, non era certo un secchione. Però bravo, simpatico, anche impegnato nel volontariato. Un giovane con la stoffa del leader e dell'organizzatore già dai tempi della scuola. A lui il Rotary con la BM La Provincia nel dicembre del 2017 gli conferirono il premio dedicato ai bellunesi che hanno onorato la provincia nel mondo. Fu un riconoscimento che gradì in modo particolare perché per l'ennesima volta aveva modo di valorizzare quel rapporto con la sua terra d'origine a cui tiene moltissimo, anche se data la riservatezza del suo profilo magari non emerge sempre chiaramente. A Trichiana la soddisfazione è indescrivibile. Una grandissima soddisfazione, sto ricevendo messaggi da parte di tutti i cittadini di Borgo Valbelluna che sono veramente contenti, entusiasti della nomina dei 2 ministri, della riconferma per Federico D'Inca e per la nomina di un altro suo illustre concittadino come Franco. Il nome di Franco, già direttore generale della Banca d'Italia, circolava da giorni, mentre per Federico D'Inca la sorpresa è stata doppia, soprattutto in famiglia. L'orgoglio del papà stamattina all'uscita dall'edicola. Io sono anche molto orgoglioso, soprattutto per la nostra provincia, perché Belluno è la provincia di nessuno. Se vogliamo buttare via l'ipocrisia, intanto adoperiamo e che lavorino tutti. Io sono dell'avviso che adesso non c'è più... Io spero che non ci sia più nessun pretesto per trovare il bello, il brutto, il buono. Adesso vedo i risultati di chi che vuole lavorare da buon bellunese, perché se non si stira sulle maniche non viene via fuori i risultati. Adesso la cronaca con malviventi in azione nella notte nel cuore di Limana, di mira lo sportello Postamat, ma il colpo non è andato a buon fine. Il colpo alle 4 di questa notte, vedete ancora il piazzale delle poste di Limana totalmente disseminato di macerie, di residui causati dall'esplosione. Probabilmente i malviventi hanno utilizzato una miscela di gas che non è riuscita a creare il varco dentro il Postamat e quindi il colpo non è andato a buon fine. Un'operazione lampo a pochi passi dal centro di Limana nel cuore della notte è durata una manciata di minuti. L'allarme ha fatto confluire in zona il personale della squadra mobile di Belluno con gli uomini della volante della polizia scientifica. Stamattina ultimazione di rilievi, lo sportello è stato protetto da un pannello incompensato e ora le indagini sono rivolte all'individuazione della banda che pare essere arrivata a bordo di un'auto di colore scuro. Non è proprio il massimo, anche perché qua da noi vivevamo in un'isola felice. Fondamentali saranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale e quelle collocate a Limana. Fra la gente, incredulità. Pazzesco, veramente. Ma ormai viviamo in un mondo che si capovolge tutto. Ho sentito che qui nei dintorni qui hanno fatto anche dei furti a Mel, mi sembra, ecco, per cui è una cosa che a me non piace veramente, insomma, perché ti rende anche nervoso. Speriamo bene che non arrivino verso casa mia, perché io non porto pietà per queste persone. La viabilità a Belluno è tema di dibattito infuocato dopo la proposta dell'amministrazione comunale. La risposta della Lega tocca al PD scendere in campo. Primi effetti del governo Draghi? Il PD bellunese avanza la sua proposta per il traffico a nord della città, ma non attacca quella della Lega. Consideriamo una bretella e non la tangenziale della città di Belluno, che è un'altra cosa.
Oggi noi siamo contenti che dopo tanti anni che sosteniamo questa posizione, no, si è unito anche la Lega, no? E in questo momento ci troviamo in Consiglio Comunale con un'ampia maggioranza che è d'accordo a realizzare questo intervento che, ripetiamo, è strategico ma non è fondamentale per la viabilità della città di Belluno. Al centro del dibattito c'è la viabilità attorno alla frazione di Mier, tra il Cucciolo, via Guido Rossa, Carpenada e poi fino a via d'Europa. La nostra è una battaglia che parte ancora dal 2005, quando c'era già un progetto sul Fio 2 della passata amministrazione De Col, dove la successiva amministrazione Bortoluzzi l'aveva di fatto cancellata. Da quel momento noi siamo sempre battuti per la realizzazione di questa bretella, perché la riteniamo strategica per la viabilità di Belluno. In casa PD si è comunque convinti che in questa consigliatura non se ne farà nulla, visto tra l'altro che soldi non ce ne sono, che i problemi della viabilità cittadina sono ben più ampi e che quella in oggetto non sia la soluzione del traffico proveniente dalla Gordino, il cui sbocco naturale sarebbe invece la futuribile Cadola Mas. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona domenica, arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Grazie all'alta pressione avremo un tempo asciutto e stabile, ma sarà una domenica piuttosto fredda a causa di correnti gelide che continueranno ad affluire sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica ci mostra un tempo decisamente buono, a prevalere sarà il sole e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà totalmente sereno e sgombro da nubi ovunque. Venti di Bora in attenuazione, ma temperature che saranno ancora piuttosto rigide, minime ampiamente sotto lo zero, di giorno invece si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove lo scenario sarà lo stesso. Anche qui tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni, cielo terso e limpido. Temperature minime tra -1 e -7 gradi, massime invece sui 5-6 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, piogge assenti, non cambia il tempo, anche qui infatti sarà asciutto, stabile e anche ampiamente soleggiato. Temperature minime intorno ai -8 gradi, massime sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.